Il cervo che attraversa la pedemontana all'improvviso a Colceresa. L'automobilista Fabrizio Furlan di Pove che non riesce a evitarlo e rimane ferito seriamente nell'impatto violentissimo. Il procuratore di Vicenza Lino Giorgio Bruno ha aperto un fascicolo. È uno scenario che purtroppo non è raro sulle strade del Vicentino. Il tribunale su un incidente analogo avvenuto a Laste Basse in Valdastico è stato categorico. Un motociclista si era schiantato contro un cervo ed era rimasto gravemente ferito, con un'invalidità del 75%. Il giudice ha accolto la tesi degli avvocati Stefano Perona e Nicola Cera ed ha stabilito che a risarcire il danno è la Regione Veneto, con circa 450.000 euro. L'avvocato Stefano Peron sottolinea. La giurisprudenza, seppure sia in evoluzione, ormai è pacifica nel attribuire una responsabilità in primis in capo alla Regione, in quanto alla Regione la legge ha attribuito importanti funzioni di controllo in ambito di animali selvatici. Quando c'è un attraversamento che è sempre imprevedibile, non c'è mai colpa del conducente della strada, salvo che questi non tenga una velocità non adeguata, per cui il conducente della strada deve provare innanzitutto o sostanzialmente solamente di aver tenuto una velocità regolata. C'è poi la questione delle strade a pagamento, come la pedemontana. L'avvocato Peron osserva. Il gestore della strada risponde solamente assieme sempre alla Regione, risponde solamente laddove la Regione abbia indicato delle misure di contenimento, quali retti oppure dissuasori ottici o sonori, e il gestore della strada non li abbia utilizzati.